Diluvio, nubifragio, bomba d'acqua, ma sull'ondata di temporali che hanno colpito il veneziano, più che le definizioni fanno impressione i dati ufficiali diffusi dall'ARPAV. A Portogruaro, ad esempio, in 3 ore sono caduti 82 mm di pioggia. Più in generale si registra una media che va dai 50 ai 75 mm, con la punta di oltre 100 a Lison. Livello dei fiumi altissimo, questo è il Dese a Martellago, ma soprattutto tanta acqua dal cielo. A Scorzè, Santa Maria di Sala e soprattutto a Noale, con allagamenti un po' ovunque, tanto che il comune aveva invitato i cittadini a rimanere in casa, mentre un esercito di vigili del fuoco, protezione civile, forze dell'ordine e tecnici del consorzio acque risorgive lavorava incessantemente. Particolarmente colpita la frazione di Moniego. Ho avuto problemi con la strada dove faccio la mia casa che si è allagata. Si è allagato tutto, giù il garage, bagno. Dal bidet e dal water, proprio sgorgava, e dalla doccia. Ho visto delle abitazioni sinceramente con garaggi allagati fino a 2,5 metri. Situazioni che si sono verificate ad esempio nei garage delle case di Via Cerva, una delle più colpite da quella che stava assumendo le caratteristiche di un'alluvione. E ho dovuto fare il giro di qua, contromano, con là pesante e suonando, che tornassero indietro quelli che venivano con noi. Perché c'è la macchina bloccata qua, l'acqua alta. Acqua alta che ha sommerso i garage sotterranei, automobili comprese. Il garage è sotto 2,5 metri d'acqua, sono entrati e quindi le macchine sono, a mio avviso, da buttare, perlomeno non lo so. L'automobile di sua figlia ha detto che era nuovo. Di mia figlia 3 mesi di vita e qua la stanno caricando, la stanno portando via. Poco più avanti un'altra casa dove si continua a lavorare, se non altro per fare un po' d'ordine e di pulizia, ma i danni sono ingenti e la nottata appena trascorsa è stata da incubo. L'acqua era più di 1,60 m. Dentro casa ci sono i frighi, ci sono le lavatrici, c'è tutto che galleggiava. Non si può neanche aprire il garage, è tutto distrutto. E dispiace perché sono tutti ricordi, sono tutte robe di mio padre, roba... A cui teneva molto. Sì.